Maurizio Incostante, una vita passata nel mondo della gastronomia in Viale Santa Vendrace, ha un'attività che appunto fa pizze prevalentemente. Qual è l'area che tira qui nella zona? Ma la zona potrebbe essere molto più popolata se magari ci sarebbero più negozi e più attività. Invece negli ultimi anni queste attività stanno sparendo. Sarebbe meglio che ci sarebbe qualcosa che riprenda in tutto, Più vita, insomma. più vista, perché Santa Vendrace è anche una zona importante che si potrebbe fare molto di più. Ecco, oltre ai negozi che a detta sua stanno chiudendo o hanno già chiuso, quali sono gli altri problemi che lei nota qui nel rione? E vabbè, diciamo che in linea di massima non ci sono proprio problematiche, diciamo proprio di genere, diciamo a livello anche di criminalità, roba del genere. È abbastanza una zona. Poi lo sappiamo che ci sono sempre quelle. Il problema della prostituzione, intende? Per la prostituzione, però anche su quel lato lì sono abbastanza tranquilli, come diciamo, rispettano quando vengono qui, se devono venire a prendersi la pizza, roba del genere, vengono tranquilli senza nessun problema. Sta parlando di chi? Delle prostitute o dei clienti? No, diciamo anche le prostitute sono delle clienti che vengono a comprarsi la pizza e sono abbastanza, diciamo, tranquilli, non vedo diciamo problematiche come magari sai in questo giro qui capitano. Io per il momento ci sono da tantissimi anni e non ho mai avuto problematiche su quel genere. Ci sono dei consigli che lei da commerciante, anche da residente di Santa Vendrace, si sente da dare alle istituzioni, al comune, dei consigli, insomma, sarebbe meglio fare così? Dei consigli sarebbero quello di cercare di mettere la zona, diciamo, anche qua di fronte, per dire, abbiamo questa piazzetta qui che è tutta chiusa, vecintata da anni, non si è mai fatto niente e sarebbe secondo me l'ora di incominciare a fare qualcosa per Santa Vendrace, perché Santa Vendrace, ripeto, è una delle zone di Cagliari importanti, perché incomincia a avere diciamo anche il discorso di esserci l'Unione Sarda dietro Sant'Agilla e tutti gli uffici che ci sono, diciamo, secondo me si potrebbe fare di più.